Stadio Buonaiuto Somma di Mascalucia. Dopo le fatiche infrasettimanali si torna in campo a distanza di 3 giorni. Lo si fa per raccontarvi la sfida tra Catania San Pio X e Milazzo, valevole per la 25esima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone B. Padroni di casa che stanno affrontando un ottimo periodo di forma e sono reduci dal rocambolesco pari per 3-3 maturato nell'ultimo turno all'Aldo Binanti di Scordia, di contro un Milazzo rinvigorito dal ritorno alla vittoria al Marco Salmeri sul Terme Vigliatore per 3-1, che ne ha rilanciato le ambizioni playoff. Terna tutta a Palermitana per l'occasione, formata da Fabio Saputo, suoi assistenti Alessio Cannizzaro e Manfredi Canale. Ritorno al 3-4-3 per mister Ferrara, con il consolidatissimo trittico in difesa formato da Caldore, Marino e Russo davanti allo Monaco, orfano di Alosi rimpiazzato da Ardiri in mediana. Al fianco di Presti sui binari esterni torna Longo dal turno di stop, che va ad agire sul binario di competenza Mancino, imperversa su quello opposto Franchina, tandem offensivo composto dalla Piana e Pino a sostegno di Petrullo. Possiamo partire. Un'occhiata al cronometro per il direttore di gara. Prima occasione al 15esimo, subito con Ardiri che scodella dentro, si avventa Franchina, non riuscendo però a imprimere forza al proprio destro. Ancora Ardiri al 17esimo, calibra questo pallone dentro sul quale si avventa Petrullo, scarta Romano per il vantaggio del Milazzo. Che assist di Ardiri, si è fatto trovare pronto Gio Petru, che ha eluso l'intervento dell'estremo difensore biancorosso e depositato in rete il gol del vantaggio Mamertino. Cambia il parziale al Buonaiuto Somma di Mascalucia. Milazzo avanti dopo 17 minuti. Ci prova un minuto più tardi a riequilibrare il risultato il Catania San Pio X, con Privitera che pesca sul binario Mancino. De Manuele, surplus di De Manuele, prova a scagliare il gran destro che termina di un paio di metri largo alla destra della porta difesa da Lo Monaco. Scorriamo così fino al 39esimo senza grossi sussulti, quando Abate ci prova in coordinazione precaria, però il capocannoniere del torneo calcia abbondantemente alto. Ci riprova la formazione mister Anastasi al 43esimo sugli sviluppi uno schema da corner che libera De Manuele, tutto solo sul secondo palo. Fa buona guardia però sulla linea di porta Franchina. Un minuto più tardi ancora Catania San Pio, palla di prima di Privitera all'indirizzo di Abate, torsione perfetta, gonfia la rete ma gioco fermo per posizione di offside ravvisata dal primo assistente del direttore di gara Saputo. Aveva trovato il 14esimo sigillo stagionale, non è valso a nulla però. Termina così la prima frazione di gioco, duplice fischio e squadre negli spogliatoi sul parziale di 0-1. Decidesi in qui la rete al 17esimo di Giovanni Petrullo, che ha dovuto spingere in rete il gran assist dalla sinistra di un Andrea Ardiri in splendida forma. Possiamo così passare con le nostre immagini a raccontarvi del film della ripresa, che si apre dopo 5 minuti con l'immediato raddoppio Mamertino. Infatti strappo di Pino sul binario Mancino che prende il fondo del campo, palla al rimorchio dove c'è Tonino Longo, seconda rete stagionale. Battuto Romano ancora una volta, il Milazzo blinda così 3 punti. Che strappo di Tonino Pino in un'inconsueta versione assistman. Longo deve solo depositare in rete dagli 11 metri. Sta gestendo perfettamente questa partita il Milazzo, che potrebbe chiuderla poco dopo con la Piana che prova a sfondare, libera Pino che si può presentare da posizione decentrata tu per tu con Romano, calciando addosso all'estremo difensore locale. Si affaccia in avanti allora il San Pio X con l'assist di Ranno all'indirizzo di Abate, ravvisata a posizione di offside. Ci aveva messo comunque il piedone Lo Monaco, autore di un ottimo intervento, il primo di una lunga serie. Infatti scorriamo fino all'ora di gioco, quando sul cross viene atterrato così Abate da Ardiri e all'occasione, ora sì, di siglare il 14esimo centro, l'ariete biancorosso. Si presenta infatti lui dagli 11 metri a tu per tu con Lo Monaco. Si attende solo il fischio, il direttore di gara Saputo. Va Abate alla destra di Lo Monaco che lo ipnotizza. Si resta sullo 0-2 al Buonaiuto Somma. L'intervento prodigioso ancora di Antonio Lo Monaco nega la 14esima rete stagionale ad Abate. Dall'altro lato invece è la Piana che cerca disperatamente la via della rete che manca dal 10 febbraio a Rosolini. Col Mancino però calcia largo. Ci prova ancora il San Pio X. Qui il cross di De Manuele viene mandato in corner da Longo. Percorre un brivido lungo la schiena del numero 7 Mamertino. Inizia la girandola di cambi per il Milazzo con Abate che rileva Petrullo. Si dispone ora in campo con un più prudente 3-5-2 mister Ferrara. All'occasione però di chiuderla la Piana che può usufruire la spizzata di Pino. Trova però solo l'esterno della rete col destro. Poco più tardi la Piana inizia l'azione, Pino serve in profondità l'inserimento di Franchina, la percussione di Franchina, eccesso di altruismo in questa occasione, palla messo dentro all'indirizzo di un compagno che non c'è. Dall'altro lato è Bacè che pesca ancora una volta la testa di Abate. Lo Monaco vola, si mette il mantello e devia il pallone sulla traversa. Era stata comunque ancora una volta ravvisata la posizione di offside. Ma come?
non sottolineare lo splendido intervento del portierone Mamertino ancora una volta nel finale. Scampoli di gara per il giovane talento classe 2001 Mario Cambria, che va a rilevare sul rettangolo verde Tonino Pino, che quest'oggi ha operato da esterno offensivo. Ancora un'occasione il Sampio sul cross però di Prividera, ancora con un indomito Abate che cerca disperatamente la via della rete, non riuscendo però ancora una volta a centrare il bersaglio grosso. Lascia il campo in preda ai crampi anche Ardiri, autore di una prova maiuscola. Al suo posto entra Samuel Portovenero con la Piana, che scala sulla linea dei centrocampisti. Si materializza però la resa del Sampio Decimo all'87esimo, la punizione infatti di De Manuele dà solo l'illusione del gol, ma termina a fondo campo alla sinistra di Lo Monaco. Nel terzo dei 6 minuti di recupero concessi al direttore di gara ha saputo però ancora la Piana andare vicinissimo alla terza rete per il Milazzo. Il suo destro a giro termina a fil di palo, non avrebbe potuto far nulla Romano. Si attende però solo il triplice fischio e arriva puntuale, game over al buon aiuto, somma di Mascalucia, Milazzo, Corsara, che porta a casa 3 punti e gli permette di salire così a quota 36 e ad attendere nella prossima uscita il Camaro, che farà visita al Marco Salmeri in quello che sarà uno scontro diretto per l'appendice post campionato dei playoff. Da Claudio Costanza non resta che rendervi un saluto e rimandarvi come al solito al prossimo servizio.